Torneranno ad accendersi le luci dei semafori per stabilire le restrizioni al traffico imposte dalla concentrazione delle polveri sottili. Dal 1 ottobre ripartono le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Dureranno fino ad aprile. Tra i livelli d'allerta, come sempre, verde, arancione e rosso in base ai bollettini ARPAV sui dati di concentrazione misurati e previsti di PM10. Ogni volta che si andrà in semaforo arancio o rosso si porteranno le misure, ci saranno delle modifiche, sostanzialmente le più importanti saranno il divieto di circolazione di Euro 5 diesel e Euro 2 benzina nei giorni di arancio e rosso, mentre col semaforo verde gli Euro 4 gasolio potranno girare, saranno bloccati fino agli Euro 3 e invece sarà bloccato fino all'Euro 1 benzina. Le misure sono stabilite dall'accordo padano approvato dalla Regione Veneto. La pianura padana di recente è stata definita da un report della rete europea Data Journalism come una delle aree europee con l'aria peggiore. Oltre ai semafori tornano anche le domeniche ecologiche, una al mese da ottobre ad aprile. Sono previste delle domeniche ecologiche. Il messaggio che vogliamo dare è che comunque queste misure nel corso degli anni stanno portando a una diminuzione dell'inquinamento, ancora non sufficiente, però se andiamo a vedere le serie storiche a partire dagli ultimi 20 anni vediamo come effettivamente siamo riusciti a rientrare in almeno due parametri che sono la media annuale di PM2,5 e PM10. Rimaniamo fuori ancora in altri parametri come ad esempio i picchi di smog.